Fedriga e la Lega stanno facendo un gioco indegno, sporco, un qualcosa di inaccettabile, che ferisce tutti, sulla pelle dei bambini, riducendo a mera propaganda politica una qualcosa di serio, come è la vicenda di Bibbiano, e che vediamo in tutta Italia essere utilizzata dalla Lega, da Salvini, per occultare tutto un altro tema, Moscopoli, eccetera, eccetera. Allora, guardate, questa è una cosa vergognosa. È ancora più vergognoso che si continui in queste ore da parte del Presidente della Regione, con dirette Facebook, con hashtag, con interventi sguaiati, si continui a sostenere che il Partito Democratico non ha votato un emendamento. Lo sappiano tutti cos'è questo emendamento. Questo è un subemendamento arrivato in aula all'ultimo secondo, oltre ogni limite, senza che nessuno sapesse, fra l'altro anche con tutta una serie di problemi tecnici, e ci è stato chiesto di votarlo a scatola chiusa. Sono intervenuto in aula, ho detto che il problema è serio, che va al di là della propaganda politica, che è un problema che va trattato con i servizi sociali, va trattato con la magistratura, va trattato con tutti coloro che si occupano di bambini e di famiglie, e va fatto in un tavolo per poi avere una norma che sia una norma vera, non un qualcosa che è puramente propaganda elettorale. E questo proprio perché si crea poi quell'animosità, quella incapacità di giudizio che deve invece esserci in un legislatore. Ho ricordato in aula ieri a tutti, avendo fatto il sindaco ed essendo l'aula consiliare composta da moltissimi ex sindaci o assessori, che i nostri servizi sociali, i servizi sociali di questa regione, sono da portare in palmo di mano e vanno coinvolti in questo ragionamento, vanno sentite le loro osservazioni, poi si fa tutto quello che si vuole. E siccome l'argomento è talmente serio e anche il progetto pilota serve un progetto pilota, ma non per fare propaganda sulle pelle dei bambini, ma per tutelare quei bambini, è per questo motivo che ci siamo astenuti, perché quel programma sperimentale va fatto, ma va fatto in modo condiviso, con tutti seduti attorno al tavolo per trovare la soluzione migliore per i nostri bambini, non per speculare sulla pelle dei bambini.